buona serata a tutti i telespettatori, benvenuti negli studi di TV7 Match. Allora, una serata dedicata all'attualità politica, non solo all'attualità politica, però adesso vi spiegheremo anche perché. Allora, io ho fatto riferimento a due avvenimenti: il 22 di ottobre le votazioni del referendum per l'autonomia del Veneto, una data sicuramente simbolo, a 151 anni dal plebiscito che ha portato all'annessione del Veneto al Regno d'Italia. Parleremo anche delle primarie del Partito Democratico, si andranno ad eleggere i rappresentanti che poi nomineranno il nuovo segretario del Partito Democratico. La sfida, come è noto, è tra Renzi, Orlando e Emiliano, non mancano, come dicevo, le polemiche e quindi cercheremo di capire che aria tira all'interno del Partito Democratico, che cosa ci si aspetta. Due appuntamenti che giocano soprattutto, come dire, giocano attorno a un tema particolarmente sentito in questi ultimi anni, cioè quello dell'affluenza, della partecipazione dei cittadini alle votazioni. Questa è la grande scommessa per entrambi. Ricordo che anche questa settimana, come la settimana scorsa, abbiamo lanciato una nostra indagine d'opinione, un piccolo sondaggio in rete, l'abbiamo dedicato all'appuntamento di ottobre, al referendum per l'autonomia del Veneto. Il 22 ottobre cosa voterai? Sì o no? E al momento è in rete già dalle 6 di questo pomeriggio. Al momento le votazioni la lancetta pende decisamente per il sì, quindi diciamo chi ha votato in rete ha preferito, annuncia una votazione per il sì. Ricordiamo che potete votare ancora, il sondaggio, l'indagine conoscitiva la chiudiamo alle 22:45 e avete ancora possibilità di votare sulle nostre pagine Facebook, quella del gruppo TV7, quella della nostra trasmissione TV7 Match e su quella di iReporter. Vi presento gli ospiti che abbiamo in studio, con i quali discuteremo di questo. Inizio alla mia sinistra, Graziano Azzalin. Buonasera Azzalin. Buonasera a lei, buonasera ai telespettatori. Consigliere regionale del Partito Democratico a Palazzo Ferrofini, Veneto. Al suo fianco Alessio Morosin. Buonasera avvocato Morosin. Buonasera a lei e ai telespettatori. Grazie anche a lei di essere qua. Il nostro editore Ermanno Casel. Buonasera Tullio, buonasera ai telespettatori. Buonasera Ermanno anche a te. Al suo fianco Francesca Businarolo, la parlamentare, un onorevole del Movimento 5 Stelle. Buonasera. Onorevole Businarolo, e grazie anche a lei di essere qua. Allora, come sempre, prima di affrontare i temi della nostra serata, affrontiamo anche un po' quelli che sono i temi legati alle ricorrenze di questi giorni, del 28 di aprile, ma questa settimana chiaramente si è aperta con la celebrazione del 25 aprile e dunque della liberazione. Stiamo parlando di 72 anni fa, ancora adesso se ne discute. Introduciamo l'argomento con questo breve servizio. Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire. 25 aprile 1945. Il Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia ordina l'insurrezione generale di tutti i gruppi combattenti. A Milano arrivano, in una città in sciopero, i partigiani di tutte le zone circostanti. Il 30 aprile le truppe alleate entrano in una città ormai liberata. In Germania, nel frattempo, l'esercito russo e quello americano si congiungono sulle rive dell'Elba. E allora, giorni importanti, giorni che, diciamo, momenti si sono vissuti in maniera anche drammatica, sono state giornate. Azzalin, insomma, la Resistenza ancora oggi, quest'anno, poi celebrata
con anche qualche polemica, no? Sì, dispiace che in momenti come questi, che dovrebbero vedere insomma un'alta partecipazione, un momento anche di riflessione, siano sempre segnati da polemiche. Insomma, questo dispiace e fa torto ai costituenti, fa torto a chi diede la vita insomma, per questa Repubblica e chi il 25 aprile in qualche modo è stato protagonista di questi fatti importanti. Insomma. Rimangono attuali secondo me i valori fondanti insomma, che hanno portato alla liberazione e che hanno caratterizzato poi la Carta Costituzionale e la Repubblica. Insomma. Quindi ecco, che dire insomma, su questa cosa? Di solito rispetto alle ricorrenze si fa riferimento, ma sono passati tanti anni per cui probabilmente è giusto guardare oltre e si dà poca importanza. Ecco, io credo invece che da lì è partita la nostra storia moderna, per così dire, e insomma si è costruito quello che abbiamo in questo Paese, per cui secondo me è sbagliato cercare di approfittare di queste ricorrenze per polemizzare tra parti politiche. Questo è un po' denota anche un decadimento insomma, della politica e del confronto anche che ci può stare insomma, anche rispetto ad avvenimenti come questi. Insomma, ecco. Sono chiavi di lettura che forse nel tempo si sono, come dire... Chiaro che il tempo macina tante cose, sfoca anche gli avvenimenti, insomma si vedono anche in maniera più distaccata, le generazioni sono diverse, non sono più quelle che hanno vissuto in prima persona questi avvenimenti, però voglio dire, cioè, quegli avvenimenti hanno segnato la storia, hanno caratterizzato la partenza, ecco, per schematizzare il ragionamento della nostra Repubblica. Su questo ecco, credo che sia sbagliato sempre, ogni anno, perché ormai è diversi anni che insomma, si arriva al 25 aprile, si polemizza, c'è chi va al corteo dell'Ampi, chi non ci va, il mio partito poi non ha mancato su questo ancora una volta di distinguersi, insomma, quindi ecco, anche su questo insomma, penso ancora andare avanti. Certo, intanto ci ha raggiunto Roberto Ciambetti, buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Presidente del Consiglio regionale del Veneto, esponente della Lega Nord. Buonasera Presidente. Allora, grazie di essere qua anche a lei. Morosin, dal 45, poi 2 anni dopo la Costituente e la Costituzione, tanto discussa in quest'ultimo anno. Beh, la Costituzione è entrata in vigore il 1° gennaio del 48, sicuramente ha segnato un cambiamento importante, è una Costituzione che ha avuto molti aspetti positivi, è stata scritta sull'onda della sofferenza di un passaggio, quello del periodo fascista, illiberale e di restrizione dei diritti, però è anche stata poi la Costituzione più maltrattata della storia che si conosca, quindi affermazioni roboanti, diritti enunciati in modo solenne e direi nell'esperienza fino ad oggi ai noi o disapplicati. Lei pensi che le regioni sono entrate in vigore soltanto nel 1970, quindi alcune norme sono ancora inattuate, quelle che riguardano per esempio la partecipazione alla vita politica, l'organizzazione dei partiti, c'è un'enunciazione generica ma poco si è fatto o nulla si è fatto. Quindi una Costituzione disapplicata innanzitutto, una Costituzione violentata, una Costituzione che anche da parte della Corte Costituzionale, mi riferisco all'argomento che stasera dovremmo approfondire, il referendum, la manifestazione del proprio pensiero su questioni importanti come quelli dell'autonomia o dell'indipendenza, ha visto la Corte Costituzionale assumere scelte che certamente appaiono restrittive della libera manifestazione del pensiero. Certo. E quindi c'è molto da dire su questa Costituzione. Ecco. Certo. Professor Caser, 75 anni, anzi no, chiedo scusa, 72 anni dalla liberazione, possiamo dire anche dalla democrazia, 72 anni, ormai la democrazia sente il peso dell'età. Ma, oddio, non credo, dipende da come vogliamo interpretare questa Costituzione. Se vogliamo invecchiare la Costituzione a tutti i costi, sì, ha una certa età, ma se vogliamo essere fedeli ai principi della Costituzione, la Costituzione tuttora è valida. C'è un altro problema,
e come viene usata. Si fanno le leggi, ma poi l'applicazione delle leggi è un'attività soggettiva, quindi posso vedere quella stessa legge in una certa maniera piuttosto che un'altra. Le leggi di per sé stesse, proprio perché usano una lingua, sono limitate. Le intenzioni della legge è sicuramente ampia, poi la limitazione è perché bisogna scriverla e non si può scrivere tutto, e soprattutto una Costituzione che prevede i dettagli è sempre una Costituzione che fallisce. È meglio una Costituzione fatta di principi sintetici come è quella italiana. Gli italiani si sono dati una Costituzione, cosa che non era successa con l'Unità d'Italia. L'Unità d'Italia è stata forzosamente creata, perché dobbiamo distinguere la storia che si insegna a scuola dalla storia reale, e quindi è stata una colonizzazione da parte di piemontesi e lombardi del resto d'Italia, compreso il Veneto, anche se in tempi 5 anni più tardi. In quel momento bisognava dar conto non tanto agli italiani, che erroneamente si diceva fatta l'Italia facciamo gli italiani, e questa per me è sempre stata una bestemmia, per il semplice motivo che gli italiani sono quelli che vivevano in Italia, ciascuno con le proprie capacità, con le proprie usanze, con le proprie tradizioni, che sono e rimangono bellissime, perché passi da una regione all'altra e trovi sempre una fantasia diversa e mai l'una che esclude l'altra. Questo non è stato apprezzato, bisognava omologare l'italiano medio, quello che fece il fascismo poi con la riforma gentile. Cercava di costituire l'italiano ideale, ma naturalmente non c'è nessuna persona che è idealmente perfetta. Ciascuno esprime le proprie tradizioni, le proprie fantasie, la propria cultura, eccetera. Certamente bisognava unificare la lingua italiana, e questo la scuola era importante, quindi la riforma gentile fu importante, ma chi alla fine unificò la lingua italiana non fu la scuola, fu la televisione, la RAI, perché tutti impararono ad ascoltare l'italiano e esprimersi in italiano, nonostante poi che le forme chiamate dialettali, le lingue regionali sono rimaste radicate profondamente. Ecco, quindi la Costituzione ritengo che è l'interpretazione che si vuole dare alla Costituzione e l'onestà, diciamo, politica nell'applicarla, perché possiamo trasformarla la Costituzione, poi vedremo che anche quella fallisce se vogliamo farla fallire. Certo, ma andiamo avanti con le ricorrenze, diciamo. Oggi 28 aprile, ci sono due ricorrenze importanti nella politica italiana e possiamo dire ed europea, e cioè ci sono le dimissioni del presidente francese di De Gaulle, di Charles de Gaulle, e le dimissioni di Francesco Cossiga, presidente italiano. Cossiga dà le dimissioni il 28 aprile del 1992 e De Gaulle invece il 28 aprile del 1969. Ma sentiamo in questo servizio riassunto le due ricorrenze. 28 aprile 1969. De Gaulle si dimette da Presidente della Repubblica francese. Pur avendo vinto le elezioni del giugno 1968 con una larga maggioranza, De Gaulle ha continui scontri con membri del governo e ha perso un referendum da lui stesso fortemente voluto. «28 aprile 1992. Il Presidente della Repubblica Italiana, Francesco Cossiga, si dimette. La scelta matura in seguito alle elezioni del 5 e 6 aprile. Le motivazioni delle dimissioni fornite da Cossiga sono tre.
lo scarso risultato elettorale delle formazioni politiche storiche della Repubblica, il cosiddetto pentapartito di cui lui fa parte ed è stato vivo sostenitore, la difficoltà di trovare una maggioranza stabile in Parlamento e contestualmente a ciò la necessità per il Paese di avere un governo forte. Le dimissioni di Cossiga segnano l'inizio della fine della Prima Repubblica. Ecco, allora due dimissioni chiaramente dal significato diverso, ovviamente, il caso di De Gaulle e il caso di Cossiga. Ciambetti, Francesco Cossiga dalle dimissioni del 1992 si apre una stagione importante per la nostra nazione. Una stagione che ha segnato grandi rinnovamenti, il quadro politico cambia in maniera repentina nel giro di qualche mese, partono anche cose che sembravano poter veramente dare una svolta in positivo al Paese, penso alla stagione di segni con il referendum sul maggioritario, penso appunto a tante cose che nel passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica potevano essere colte e fatte in maniera migliore. Il problema è che quando anche i più positivi propositi si portano in ambito ministeriale o nelle stanze che stanno fra Palazzo Chigi, il Parlamento e il Senato, purtroppo c'è sempre chi riesce anche nelle cose positive a trasformarle in qualcosa che poi diventa difficile da applicare, diventa lontano dalla volontà dei cittadini. Mi viene in mente ad esempio in quegli anni il referendum per abolire il Ministero dell'Agricoltura, il Ministero del Turismo, che vengono aboliti per referendum e vengono riproposti cambiando virgola o l'accento su qualche parola. Quindi, ripeto, quegli anni potevano essere veramente un momento positivo, sono serviti comunque a cambiare una classe politica, potevano essere fatti e seguiti in maniera migliore, sicuramente. Certo. Onorevole Businarolo, la resistenza tradita, abbiamo fatto un salto in avanti, però effettivamente dal sacrificio, comunque dall'impegno dei tempi della resistenza a questa politica, la politica di Tangentopoli ad esempio, no? E quindi un tradimento di quello che è stato il sacrificio di allora, no? C'erano dei valori importanti che le persone portavano avanti e ci credevano tantissimo. Tra l'altro erano tanti giovani che in quegli anni hanno cercato di combattere un mostro incredibile che era il fascismo e ci sono riusciti. Giovani che poi nel tempo sono cresciuti, hanno fatto le loro famiglie, hanno costruito l'Italia, perché poi negli anni 60 questo è stato, ma sono stati anche poi delusi, perché negli anni 80 e 90, delegando ai politici di professione, si sono ritrovati in Italia sul lastrico e Cossiga, che all'inizio era un presidente silente, no? Non ci si ricorda tanto di lui all'inizio del suo mandato. Però poi ha fatto le famose picconate, perché se n'è andato sbattendo la porta. Da lì parte, come si diceva, la Seconda Repubblica e le inchieste famose di Tangentopoli, Mani Pulite e quant'altro. La cosa incredibile è che se al tempo le cose erano semplici, semplici perché poi così è venuto fuori il sistema, era quello, paghiamo la mazzetta per avere l'appalto. Non è tanto diverso adesso, perché l'ha spiegato Report qualche settimana fa con la questione del salvataggio dell'unità. Non ci sono più le mazzette, ci sono i favori, tu mi paghi il finanziamento dell'unità, io ti aiuto a avere gli appalti di qua e di là. Spiace che si siano persi questi punti di riferimento, questi principi importanti, e credo che i cittadini li debbano riscoprire. Noi, chi fa politica, chi si affaccia a fare politica, li deve riportare in auge, li deve riportare come valori importanti, quindi dalla democrazia, dalla partecipazione dei cittadini alla vita politica e soprattutto della trasparenza e della lotta alla corruzione. Certo, sentiamo Craxi, erano stati giorni caldi quelli. Sentiamo. È iscritto a parlare l'onorevole Craxi, ne ha facoltà.
Onorevole Presidente del Consiglio, onorevoli deputati, c'è un problema di moralizzazione della vita pubblica che deve essere affrontato con serietà e con rigore, senza infingimenti, ipocrisie, ingiustizie, processi sommari e grida spagnolesche. E in questo senso ho sempre pensato e penso che un minuto prima che una situazione degeneri bisogna saper prendere una decisione, assumere una responsabilità, correre un rischio. Ciò che bisogna dire è che tutti sanno del resto benissimo è che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. Non credo che ci sia nessuno in quest'Aula, responsabile politico di organizzazioni importanti, che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo pergiuro. Nessuno quel 3 luglio 1992 si alzò. La questione posta da Bettino... Ma io sono sempre stato al corrente della natura non regolare dei finanziamenti ai partiti e al mio partito. L'ho cominciato a capire quando portavo i pantaloni alla Zuava. Il sistema di finanziamento ai partiti e alle attività politiche in generale contiene delle irregolarità e delle illegalità, io credo, a partire dall'inizio della storia repubblicana. Questo è un capitolo che possiamo anche definire oscuro della storia della democrazia repubblicana, ma da decenni il sistema politico aveva una parte, non tutto, una parte del suo finanziamento che era un finanziamento, diciamo, di natura irregolare o illegale, e non lo vedeva solo chi non lo voleva vedere e non ne era consapevole solo chi girava la testa dall'altra parte. C'è stato chi è stato completamente protetto, c'è gente che ha fatto il segretario dei partiti per anni e non risponde di nulla, ma questo proprio non risponde di nulla e nessuno gli chiede niente. Io riflettendo vedo, osservo ciò che è avvenuto e se lo osservo per quanto riguarda il mondo politico vedo una certa mappa, una mappa con dei confini, c'è chi deve essere protetto, c'è chi deve essere tenuto a bagnomaria, c'è chi deve essere distrutto. C'è da augurarsi che tante verità che sono state nascoste, occultate o manipolate vengano a galla più rapidamente. Io non sono uno statalista, ma non credo neanche che l'industria, uno statalista nel senso collettivista, burocratico, ma non credo neanche che l'industria di Stato meritasse la sorte che sta meritando, tenuta in scacco per anni e poi praticamente privatizzata obbligatoriamente a condizioni molto spesso discutibili. Allora Zalin, che effetto fa risentire oggi le parole di Craxi? Qua siamo tutti uguali, nessuno può tirarsi fuori, in fin dei conti si sapeva, lo dava come un fatto acquisito e invece di assumersi anche le responsabilità rispetto a un sistema corrosivo, un sistema... Della serie, siccome lo facevano tutti. Lo facevano tutti, io lo sapevo da quando avevo i pantaloncini corti, ha detto Craxi, e quindi la cosa in qualche modo tentò di avvallarla anche con quell'intervento alla Camera, insomma. E certamente era un sistema che interessava gran parte della classe politica di allora, però è evidente che insomma, bisognava girare pagine e che quel sistema non poteva reggere, solo che come spesso succede in politica, ma non solo in politica,
si butta il bambino con l'acqua sporca spesso, insomma, quindi anche l'avvio della Seconda Repubblica, seppur con degli auspici e con le cose che rilevava anche prima il collega Ciambetti, porta con sé anche un frastagliamento, una frammentazione eccessiva del quadro politico e su tante cose insomma, non ha nulla da invidiare rispetto alla prima, insomma, ecco, quindi direi che sono anni lontanissimi dai quali purtroppo non si è preso sino in fondo quella che era la lezione che si doveva apprendere. Insomma. Certo. Morosini, questo è un motivo per cui è giusto chiedere l'indipendenza, no? Ma i motivi sono tanti e sono di una stretta attualità. Sì, è giusto partire da una riflessione che guarda a quel periodo, nel 91-92 in particolare, considerato come il momento della fine della Prima Repubblica. In realtà io credo che la Prima Repubblica non sia mai finita, nel senso che non è nata una seconda, quantomeno, quindi vuol dire, e che addirittura si parla di una terza, nel mentre la seconda non sappiamo dove è iniziata, se è iniziata e dove è finita, se è finita. In realtà in Italia c'è una situazione dove tutti hanno tratto beneficio, dove molti hanno vissuto di illegalità, parlo di organizzazioni partitiche e politiche, e in questo senso con una visione storica, quindi lontana dagli schieramenti di allora, dovremmo dire che Craxi ha detto una verità in qualche modo. E lui quando diceva le cose che ha detto si riferiva al Partito Comunista, quando diceva quelli che vengono messi sotto la gogna, quelli che sono in bagnomaria e quelli che vengono salvati. Tra quelli che vedeva salvati vedeva i fratelli coltelli del Partito Comunista che in qualche modo lo avevano messo in quella condizione. Diciamo che vista con un po' di lontananza storica la realtà li vedeva sullo stesso piano tutti quanti. Ecco, probabilmente è stato sacrificato Craxi perché in quel momento era quello che aveva cominciato a muovere interessi che erano destabilizzanti, ma lo era il Partito Comunista e lo era certamente la Democrazia Cristiana. Infatti questi partiti sono poi finiti tutti in quegli anni. È che il guaio, a me interessa guardare con l'attualità, e la sua domanda era in questo senso una intelligente provocazione, è che dalla Prima Repubblica, che non è mai morta, non si è mai sviluppato un sentimento morale di cui si parlava anche prima, una sensibilità etica, di responsabilità etica di chi governa la cosa pubblica. Gli scandali, la corruzione, il finanziamento illecito dei partiti in modi completamente diversi esiste tuttora, la discriminazione democratica, la riduzione delle libertà, il potere per il potere, i partiti che pensano soltanto ai cambiamenti in funzione di un vantaggio per la loro appartenenza, per la loro scuderia. Quindi voglio dire, la Prima Repubblica si è fatta più furba, non è mai morta, si è fatta più furba e ha portato a tutti noi diciamo una realtà molto più triste, molto meno democratica e molto più di povertà, di sofferenza e di allontanamento dei cittadini, anche se per la verità questa mia affermazione fortunatamente trova una smentita, per esempio con una grande partecipazione al referendum costituzionale del 4 di dicembre dello scorso anno, dove la gente, soprattutto i giovani, hanno dato un segnale molto forte, non si trovano più in sintonia con queste rappresentanze politiche, però non c'è ancora lo strumento per venirne fuori. Ecco perché dal mio punto di vista, magari poi lo spiegheremo, lo strumento è quello della via istituzionale democratica, pacifica, ma referendaria anche dell'indipendenza, quantomeno come pronuncia su un tema che è una delle opzioni che noi riteniamo sia giusto sperimentare. Adesso ci interrogheremo dunque su quella che sarà il futuro del Veneto con questo referendum. Dobbiamo fermarci un attimo, dobbiamo andare in pubblicità, ma torniamo subito, tra poco.